Tutela e preservazione del patrimonio ittico regionale nelle acque interne e marittime, sostegno delle attività di formazione e divulgazione a tutela della fauna e all'opera di vigilanza svolta nel territorio regionale dalle guardie giurate volontarie ittiche. Ammontano a 835.000 euro i contributi messi a disposizione dal Veneto nel bando dedicato alle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali per l'anno in corso. Sono risorse che sono dei pescatori perché derivano dalle licenze di pesca che ogni pescatore paga e ci permettono di svolgere attività importantissime per la tutela della fauna ittica, per il controllo del bracconaggio e per la possibilità di gestire e preservare i nostri corsi d'acqua, i nostri fiumi. La Regione riconosce nei pescatori un prezioso ruolo di presidio dell'ambiente che merita di essere adeguatamente sostenuto. Il bando 2023, per il quale le domande dovranno arrivare entro giovedì 20 aprile, nasce infatti dalla valutazione positiva di precedenti esperienze da parte della Consulta regionale per la pesca ricreativa, organo consultivo ed indirizzo sui temi della pesca sportiva e dilettantistica, nato con una legge regionale del 1998. Devo sottolineare il ruolo di straordinaria importanza del mondo delle associazioni di pesca sportiva che lavorano insieme alla Regione Veneto nella gestione di importanti tratti dei nostri corsi d'acqua per i ripopolamenti e per l'attività di guardiania e di contrasto al bracconaggio. Senza di loro non sarebbe possibile garantire l'equilibrio ambientale e la tutela di questa risorsa che è una risorsa non solo dei pescatori ma di tutta la nostra comunità.